Ascotrade è molto attenta al tema della digitalizzazione, è uno dei valori che il gruppo a cui appartiene il gruppo ERA punta fortemente, quindi questa iniziativa DigiLode è una delle iniziative principali che noi abbiamo da mettere in campo per promuovere l'uso consapevole degli strumenti digitali. Quella di oggi è la prima iniziativa, a cui se ne aggiungeranno altre 9 nelle prossime settimane. Nelle nostre scuole il lavoro è stato un lavoro abbastanza importante, quello che si è portato avanti soprattutto anche in questi ultimi 2 anni ovviamente, in cui ci siamo trovati finalmente, io dico, costretti, no? ad entrare in questa nuova modalità. E sono stati bravissimi però, devo dire, soprattutto i dirigenti scolastici ovviamente, perché si sono fatti carico anche di tutta una serie di bandi non facili per avere ulteriori risorse, però devo dire che comunque ci siamo messi al passo. E dopodiché ovviamente quando si parla di digitalizzazione noi sappiamo anche la velocità con cui bisogna stare appunto al passo con i mutamenti, e quindi in questo caso noi abbiamo a volte delle fortune che arrivano dall'esterno, e oggi siamo qui alle Scuole Prati proprio perché fortunatamente con Ascotrade questa scuola è riuscita a partecipare a questo bellissimo concorso che si chiama DigiLode, attraverso il quale le buone prassi dei genitori riescono a portare poi un grande risultato, e quindi diciamo, un assegno quantificato poi in moneta da spendere proprio in digitalizzazione. Le buone prassi quali sono? Quelle di seguire giustamente quello che è oggi ormai l'orientamento, quindi muoverci sempre in modo più, diciamo, veloce e rapido con i mezzi, e quindi con i computer, con le bollette, con tutto quello che noi possiamo utilizzare via mail, evitando quindi anche l'utilizzo della carta. Per cui questa iniziativa è un'iniziativa secondo me positiva, perché dà un segnale importante proprio anche al mondo dei più piccoli, affinché quando saranno adulti loro avranno già consapevolizzato la necessità e l'importanza di contribuire attraverso la digitalizzazione ad aiutare anche un sistema che è un sistema ovviamente anche di ambiente, perché tutto è finalizzato poi a salvaguardare anche il nostro ambiente, oltre che a farci risparmiare tempo e a stare di più anche in famiglia.